Buonasera appassionati di futsal e benvenuti al Palace Schweitzer di Mantova, dove sta per andare in scena una sfida tutta da vivere. La Savia Testa ospita la Sandro Abate Avellino in un match che promette ritmo, qualità e tantissima intensità. Da Lorenzo Poliselli rinnovo la buonasera e non vedo l'ora di immergermi insieme a voi all'interno di questo spettacolare match. I padroni di casa sono reduci da 2 vittorie consecutive dopo aver battuto la CDM in casa nella seconda giornata. Sono andati a vincere a Roma 4-2 nella terza e quindi vengono da 2 vittorie in successione, quindi 6 punti per Mantova in 3 giornate. Per quanto riguarda invece la Sandro Abate, che ha riposato alla prima giornata, è arrivata a un successo nella seconda in casa di Cosenza per 5-4 e poi una sconfitta di misura nel derby campano nel turno infrasettimanale per 4-3 contro la Feldi Eboli, che ha tremato contro la carica dei padroni di casa di quel match, ovvero la Sandro Abate, che per poco non riescono a ciuffare il pareggio dopo essere stati sotto addirittura 4-0 nel finale. Un tiro libero di Lolo Suazo parato da Dalcin, ha fissato il risultato sul 4-3 per la Feldi. Ma è di nuovo tempo di lasciare spazio al campo, di far parlare nuovamente il 40x20 e quindi tutto ciò che è stato adesso conta un pochino meno. Si può tornare di nuovo in campo, insomma, far dimenticare quello che è stato nelle prime uscite. Un'assenza importante per Mantova. Si tratta di Mirko Casassa, l'estremo difensore che si è fatto male proprio nell'ultima uscita casalinga. Al suo posto in porta c'è il classe 2002 Lorenzo De Ida. È tutto pronto per cominciare. È iniziato il match, il primo pallone è della Savia Testa Mantova. Che però perdono il primo possesso, quindi Sandro Abate che può manovrare con Dimash di fianco, sia Abate che Victor Mello. Dimash va un po' a incastrarsi, la palla non è uscita e si può ripartire addirittura da De Ieda. Palla recuperata e Alex che subito si rende pericoloso. Recuperato il pallone dai piedi di Misael. Il lancio lungo, attenzione a Mascherona che ha subito un'occasione importante, ma attenzione, si torna dentro, va a parare Loconte, vuole andare subito lungo, non trova però il compagno. Inizierà subito su buoni ritmi la partita, un'occasione da una parte e dall'altra, diciamo che potevano essere sfruttate entrambe meglio. Alex l'1 contro 1, si muove il compagno sul secondo palo, lo vede Alex. Mascherona qui recupera e vuole far ripartire subito i suoi, deve però ripartire dietro Donadoni. Misael, avanti a lui Abate, torna da Donadoni. Mascherona di prima vuole servire in banda il compagno, palla che non può però arrivare a destinazione. A Taurisano, anche qui imprecisa la Sandro Abate, che dopo, diciamolo, un primo tempo non all'altezza contro la Feldi Eboli, ha giocato un secondo davvero importante
dove è andata a spaventare, è andata concretamente vicino alla possibilità di acciuffare il pareggio, soltanto, come dicevo in fase di introduzione, un tiro libero parato a Lolo Suazo da Dalzin ha impedito alla squadra di Basile di portare a casa il punto. Qui una buona pressione con la prima linea consente alla Sandro Abate di ottenere una rimessa laterale in fase offensiva. Il blocco di Abate a liberare Mello, si torna da Alex che chiede al compagno di lasciargli il quarto di campo. Alex poi torna indietro da Dimash, spazio centrale ancora occupato da Alex, allungare il campo ci pensa Dimash, lo vedete il più avanzato dei suoi, si muove anche Abate, arriva il pallone a Dimash, Alex allunga Mello, vorrebbe andare da Abate, l'anticipo, Alex tocca ancora Abate, ce ne sono andati intanto 2 minuti di gioco. Taurisano qui recupera un buon pallone, è subito alta la pressione di Avellino, che già 3 volte è riuscito a recuperare il pallone con la riaggressione. Abate, Alex, si muove Alex contro Mascherona, Alex va da Dimash, ci sarebbe lo spazio per calciare, ci prova il 77, forse va troppo nel traffico. Abate se la sposta sul sinistro, cerca il pallonetto, buona l'uscita di Deyed, subito Animitesi tra i due che si passano 19 anni di differenza, insomma non mi pareva che Abate avesse protestato particolarmente in occasione del contrasto. Deyed è andato un po' troppo veemente a protestare. Regolarissimo l'intervento, qui calcia invece Alex alto. Vero, il campione di partite non è significativo, però Sandro Abate che ha conquistato gli unici punti del suo campionato in trasferta, è una trasferta tosta come quella di Cosenza, premesso che le trasferte facili non credo esistano in questo sport e in generale nello sport, visto che il Mantova è una squadra che dovrà costruire il proprio campionato partendo dai punti qui al Palace Schweizer. Attenzione, qui la verticalizzazione di Dimash viene anticipata, sarebbe Taurisano da poter servire, Mascherone invece allarga da Donadoni che vince un rimpallo, poi Abate, scucchiaia, Dimash di prima, male per Alex, recupera Mantova, salve a testa ancora in avanti con Donadoni che calcia, l'ultimo a toccare è stato Taurisano, un rimpallo che poi ha permesso al numero 19 di avere l'ultimo tocco. Rimessa dal fondo, Alex, Abate scambia ancora con Alex e poi non vorrei irare ma dovrebbe essere entrato in campo Prea, vediamo se così è. No, pardon, era Lolo Suazo, aveva cercato la palla in verticale. Mi ero accorto di un cambio, non dell'uomo effettivamente entrato. Qui Misel può calciare! C'è stata una deviazione, sì, calcio d'angolo. Palla scodellata. E qui Misel non è preciso, addirittura in rimessa laterale. Anzi no, è Loconte che potrà rimettere in campo la sfera. Alex, la pressione alta da parte di Moratelli che costringe all'errore l'ex giocatore del Barcellona. Qui va a calciare Mascherona, blocca Loconte. Qui è uscito il pallone
Dice l'arbitro. Protesta Salas, ma non torna indietro il direttore di gara. Qui un nulla di fatto che consente il recupero. Rivediamolo. Misael calcia Mascherona. Nulla di fatto. Prea, eccolo il numero 25 entrato in campo. Vediamo se va alla pisata per Galletto. Così non è. Si muove il numero 2. Non riceve Salas. Ancora da Prea molto profondo. Prea, De Jedda. Bravo De Jedda, addirittura a metterci la faccia. Prea ancora è in avanti. Lascia lì per Galletto. De Jedda ancora si calcia. Salas. Tripla occasione per la Sandro Abate. Vediamo tutto. Galletto. Poi di prima ancora Galletto sull'entrata e lo scarico di Prea. L'ultimo tentativo di Salas però è largo. È entrato in campo Wilde con Cabeza messa a sedere un avversario. Cabeza lo Conte deve fare gli straordinari sul tiro di Cabeza. Qui buona parata perché non va giù sulla finta dell'avversario. Cabeza ancora calcia, stavolta non preciso il tiro. Lo Conte rimette in campo Prea. Ancora spara alla porta, va a scaricare Galletto. Salas si va da Prea che si gira bene. Prea ha segnato la Sandro Abate in vantaggio con Prea. Ricezione profondissima. Si gira il 25. Sfrutta il vantaggio fisico nei confronti di Mascherona e poi fa secco De Jedda. Adesso Mantova che dovrà provare a rispondere a questo vantaggio della Sandro Abate, che insomma aveva fatto qualcosa in più, specialmente dal punto di vista della riaggressione. Qui l'ultimo tocco è del giocatore che ha sbloccato il match. Mascherona. Caiché. Qui anticipa Salas solo per un momento, però Mantova che potrà continuare a giocare il pallone. Qui però non è preciso. Lo riconsegna alla Sandro Abate che non ha fretta nel rimettere in campo la sfera. Lo Conte. Lungo l'anticipo. Poi Cabeza. Cabeza per Caiche. C'era anche Wilde. Trovato in campo intanto Leleco, capitano del Savia Testa. Alza il pallone Caiche, Leleco per Wilde all'indietro. Da Leleco, la parata di Lo Conte è fantastica. E dice di no al pari del Mantova, palla scodellata, qui non precisa, ma mi auguro di rivedere quanto accaduto un attimo fa. Che bella parata di Lo Conte, bellissimo il tocco di ritorno di Wilde per Leleco. Insomma, visione di altissimo livello, ma la parata del numero 12 davvero
la potremo rivedere nella top parate. Poi ancora Manto in avanti, Cabeza con la punta del piede destro. Ancora pericolosa la formazione di casa, che si è data uno scossone dopo il gol subito. Insomma, quella è una soluzione che Avellino cerca spesso, soprattutto quando Preà va a prendere posizione profonda, cestisticamente parlando, no? Da pivot che va a ricevere spalle a canestro il più vicino possibile, traslato all'interno del parquet da calcio a 5. Insomma, l'analogia è presto fatta. Poi devi essere anche bravo a girarti in un attimo e a freddare il portiere. Sandro Abate in avanti, Galletto, Mello alza il pallone, Mello lo riceve, Kai che è bravo però a chiudere qui, insomma ambizioso il passaggio per Cabeza, che non riesce a tenere in campo il pallone per poco. Ma una buona uscita palla di Mantova, che si è dovuta appellare alla qualità dei suoi interpreti. E a proposito di qualità, è tornato in campo Alex, che attacca lo spazio. Ha chiesto un altro tipo di passaggio, o meglio, che questo passaggio fosse un po' più preciso al compagno. Qui colpo di testa di Mello a impedire la ricezione di Cabeza. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Si schiera la difesa avellinese, Leleco dalla bandierina. Ovviamente figurata Dimash, anticipa, Cabeza, arriva De Jedda. Dimash dall'altra parte, Lolo Suazo, palla per il taglio di Alex. E giocata molto bene azione offensiva di Avellino. Sandro Abate, che comunque è riuscita a tenere a bada la fiammata di Mantova, anche grazie alla parata di Loconte. Qui l'anticipo di prima, il suggerimento non era per niente male come l'anticipo, e poi Cabeza si va a calciare per Leleco. Si oppone Alex, che dice di no al tiro avversario. Questa volta invece a calciare Ceccato, che ha fatto il suo esordio nel match. Vedete Kaique che lascia lì, tiro non copertissimo, ma non trova la porta. Qui Lolo Suazo voleva invece l'attacco, o meglio voleva che il passaggio fosse indirizzato nello spazio anziché sui piedi, che c'era proprio quel corridoio laterale da attaccare. Cabeza contro Mello, Cabeza da Mascherona, lascia lì per Kaique, si muove Ceccato, Kaique dentro, Loconte, la palla è uscita, messa al fondo. Dimash qui ha l'occasione di andare a calciare davanti a De Jedda, bravo il portiere a chiudere lo specchio della porta, a leggere con una frazione di secondo in anticipo le intenzioni di Dimash, che qui scavodella e calcia Alex. Palla allontanata, ancora pressione offensiva della Sandro Abate. L'arbitro inizia a contare Alex. Attenzione alla pressione del Savia Testa, che per poco non recupera la sfera. Abate, e poi
Dimash deve tornare da Loconte che ha un po' di spazio. Non felicissimo il controllo qui da parte di Mello. Time out chiesto da coach Pino Milella. Si torna in campo. 11:18 da giocare sul cronometro del primo tempo. Sandro Abate in vantaggio grazie al gol di Prea. Donadoni, Mascherona, ancora Donadoni, non può arrivare il pallone a Misael. Donadoni, Misael, poi attacca il corridoio centrale, recupero palla della Sandro Abate. Dimash. Palla che rimane in possesso della Sandro Abate. Alex, Mello, Dimash, ancora per Victor, Mello, Alex, il numero 8, allungare il campo c'è Abate, Dimash non può arrivare per l'anticipo avversario, Mascherona, c'è Donadoni da poter servire, non si va da lui, vediamo se si va da Misael, sì. Misael attacca il corridoio centrale, poi allarga da Donadoni, Donadoni ancora, torna sul destro, scarica per Misael, Loconte incredibile, più bella della parata di prima, rivediamola adesso. Misael di prima Loconte in controtempo, sta andando dall'altra parte a chiudere il primo palo, ci mette la mano, incredibile parata di Loconte. Taurisano, Loconte ancora e poi palla fuori. Ma segniamoci la parata di Loconte, signori, che va comunicato assolutamente per la top parata della settimana. Alex esce, anzi no, Misael Loconte ancora e poi deve essere stato Donadoni a calciare. Esatto, qui Taurisano recupera bene il pallone, la prima parata di Loconte e poi non precisissimo Donadoni, che aveva capito di dover calciare nella parte alta della porta perché Loconte era andato giù. Intanto time out per la Sandro Abate.
Se n'è andata metà del primo tempo. Ancora in vantaggio la Sandro Abate grazie al gol di questo signore qui che lotta in mezzo a due, perde il pallone, poi subisce fallo. Davvero spina nel fianco, se ce n'è una, per la difesa della Salviatesta Mantova. Prea, che con la sua fisicità non ha un vero e proprio competitor all'interno della formazione avversaria. Diciamo che strutturalmente a livello di chili e centimetri Sandro Abate ha qualcosa in più. Qui Prea prova a farli valere Alex che poi però sullo spunto va a pagare qualcosa nei confronti degli avversari. Qui Mascherone è più lesto nel mettere il piede e andare in fallo laterale. Si va a calciare, qui forse è Prea che toglie il pallone per Victor Melo. Qui Prea sul secondo tocco, Galletto, Prea, De Iedda bravo ad andare giù e mettere la palla in corner. Continuano a scaldarsi i giocatori sulla panchina mantovana. Qui Alex si era liberato bene, perso dalla retroguardia avversaria, che qualche colpa l'ha nel permettere a un giocatore con la qualità di Alex di andare a calciare indisturbato nel cuore dell'area. Qui graziato il Salvatesta Mantova. Messa laterale, l'ultimo tocco è di Alex. Andare a rimettere in campo Mascherona, Donadoni, Misael. Donadoni, si muovono i compagni, il prescelto è Mascherona, poi si va dall'altra parte. Mascherona ancora, Donadoni. Allunga il campo Misael, si muove sul secondo palo Taurizano, si vorrebbe andare da lui con un tocco sotto le gambe dell'avversario, non ci si arriva. Alex libera bene, non può però arrivare su questo pallone Galletto che ha messo il turbo, ma davvero più di così era difficile fare. Misael sul secondo palo, Wilde, pallone telefonato, anticipa lo Suazo che fa ripartire Prea calcia, Donadoni va a chiudere il tentativo dell'avversario. Si muove ancora Prea, palla sul secondo palo, due giocatori a terra, non viene fischiato niente, poi Galletto vorrebbe andare dentro ma non trova compagni. Wilde. Qui attenzione a Prea. Wilde pecca di leggerezza. Cabeza qui insomma può rispondere alla grande a quello che fa Prea dall'altra parte, non assistito però da Caiche. Eccolo ancora il numero 25 che con il suo gol ha deciso la vittoria di Mantova contro la CDM. Cabeza va di prima a Wilde, non può ricevere, Cabeza perde il pallone in mezzo a due, Lollo Suazo, poi Prea bravo a far uscire la sfera, ma Caiche capisce tutto, dall'altra parte aveva attaccato la profondità Salas. Salas da Suazo, qui sfera che non arriva a destinazione, mi pare che Prea si stesse toccando un muscolo, che sia costretto al cambio. Il giocatore che decide fin qui l'incontro, si può ricominciare a giocare, infatti esce Prea dentro Dimash. Cabeza che insomma mantiene il possesso contro Salas, poi si gira Cabeza, lo fronteggia 1 contro 1, vuole la pisata troppo leggero qui Cabeza che in un momento importante sbaglia la scelta, e poi il fallo qui è di Galletto, dice il direttore di gara, che va a fermare
l'azione della Sandro Abate che stava andando in 2 contro 1 verso la porta. È una scelta forte questa da parte del direttore di gara, che addirittura blocca un contropiede e va a ammonire il giocatore dei Campani. Vediamo tutto. Non lo so, si strattonano in 2. È una scelta davvero troppo indirizzata per quella che è stata l'entità del contrasto. Ci sta che le spinte di Galletto, fossero tali da impedire un buon controllo a Cabeza. Qui Wilde sul pallone perché c'è un calcio di punizione a favore del Slavia Testa Mantova. Va Wilde che calcia, la palla resta buona, Wilde largo. Si può ripartire da Loconte, 7:36 a giocare. Dimash, Alex, Galletto non può tornare da Loconte, ultimo tocco. E della pressione mantovana, quindi rimessa laterale per la Sandro Abate. Vi ricordo di iniziare a seguire il canale YouTube della divisione calcio a 5, dove vedere tutte le gare della massima serie maschile e femminile e ovviamente anche quelle della Serie A2 Elite. La casa del futsal è la divisione, il canale YouTube della divisione calcio a 5. Qui Caiche anticipa e serve Wilde, si muove Leleco, Caiche, Leleco, Wilde, Caiche fronteggia Dimash, va da Cabeza, bene, allarga il tiro da parte di Leleco, la deviazione, calcio d'angolo. E qui arriva una ammonizione per Piero Basile, che non le manda a dire all'arbitro. Forse addirittura ad Abate l'ammonizione. No, perché non è stato indicato un numero. Calcio d'angolo. Leleco è l'ultimo uomo della Sandro Abate. Wilde, poi la palla resta in campo, 2 contro 1. Dimash va da Alex che mette giù l'avversario. Galletto, Caiche, la palla non è entrata. Non è entrata la palla, occasionissima. Sandro Abate si divora il 2-0 Galletto. E poi Cabeza, siamo già dall'altra parte. Cabeza può calciare, Alex si immola. Alex bravo a mettere giù l'avversario e poi Galletto centra in pieno Caiche che si era sostituito a Deida. Si salva Mantova. Dimash di prima ambizioso e anche sensato il tocco per Alex, ma non preciso. Deida lungo, anticipato da Mello che però lascia lì per Cabeza, deve mettere giù l'avversario Alex e attenzione, cartellino giallo. Cartellino giallo. Non d'accordo Alex, ma secondo me può dirsi soddisfattissimo del colore del cartellino, perché l'avversario va verso la porta. No, alla fine
Le proteste di Alex erano una lamentela, perché gli avversari addirittura chiedevano un colore ben più severo del cartellino per il veterano della Sandro Abate. 6 minuti da giocare, calcio di punizione, e da una posizione abbastanza simile nell'ultimo match casalingo Mantova aveva trovato il gol con uno schema che aveva liberato Wilde, che più o meno nella stessa posizione. Leleco, Cabeza, palla che viene messa fuori e poi Leleco recupera. Mette però fuori la sfera perché c'è, lo conta a terra credo, sì, che credo abbia preso la palla in un punto particolarmente doloroso. Centrato in pieno, non vorrei essere nei panni di Loconte. Restituisce il pallone ai padroni di casa Alex, e si prende anche l'applauso del pubblico. Leleco, Moratelli, falso ingresso in campo, vediamo se potrà lasciare qualcosa nella sua seconda apparizione in questo match. Qui Moratelli va proprio a recuperare il pallone, Moratelli calcia, insomma pericoloso, si è reso pericoloso con una palla recuperata e un tiro verso la porta di Loconte. Deida para. Leleco, guarda Leleco sul lato di destra, lascia per Moratelli, Caiche, vediamo se calcia, sì, largo però il sinistro di Caiche. Loconte, Alex, spalle alla porta, Alex cambia gioco per Lolo Suazo, poi in affanno adesso a sviluppare gioco la Sandro Abate. Complice anche la buona pressione da parte di Mantova. Salvia testa Mantova ancora in attacco. Qui Salas tocca a Misael, cosa andrà a battere una rimessa laterale. Va dentro verso Moratelli, palla che viene messa fuori, attenzione a Salas sul secondo palo, Salas, deviazione di Misael, proprio spezzettato il gioco in questa fase, anzi no, non c'è stata la deviazione, si è ripartiti direttamente con la palla per Mantova, qui la perde subito e poi non può arrivarci Galletto. A chiamare lo schema, Alex voleva andare dentro da Dimash, che però ha subito body check da un avversario e quindi sfera che termina lateralmente, si torna da Deida che andrà a lungo, l'anticipo e ancora Mantova in avanti. 3:57 al termine del primo tempo, qui Mascherona, inquadratura stretta per lui, Misael, cercato Misael, si libera Misael 1-1, Savia testa, Mantova ha segnato Misael, supera un avversario, punta del piede sinistro e batte Loconte. Rivediamo tutto, rimpallo fortunato e anche sul tocco addirittura di un avversario, forse
La palla va ad infilarsi alle spalle di Loconte, ha pareggiato il Savia Testa Mantova. Dispiaciuto Galletto, chissà che non stia ancora pensando all'occasione sprecata poco fa. E si gioca anche un'azione con il power player Piero Basile e dell'Oro Suazo con la maglia del portiere. Dimash è stata però fatta un po' uscire. La Sandra Abate, palla recuperata. E qui rischio non da poco corso dalla formazione campana, perché nel voler gestire il possesso un po' al cronometro ha chiamato la pressione mantovana. Per poco ciò non si rivela fatale. Galletto da terra va a giocare, subisce addirittura il fallo. Torna in campo Lolo Suazo. Vedete, Preà è a terra, lontano dalla panchina. Sicuramente il suo toccarsi il muscolo è stato abbastanza preoccupante. Dimash. Galletto. Una giocata codificata proprio a chiamare fuori la pressione. Poi provare a batterla con la qualità, ma qui l'autogol è stato qualcosa di davvero vicinissimo per la Sandro Abate, che in 2 azioni con questa strategia ha prodotto risultati non proprio invidiabili. Donadoni. Ceccato, palla alta, non c'è stata deviazione. Dimash ancora. Lascia lì l'avversario. Alex. Qualità qui per la Sandro Abate. Di prima però il tocco di Lolo Suazo. Non può trovare meglio. Ceccato. Mascherona. Ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti del primo tempo. Donadoni sta per lasciare il campo. Entrano Leleco e Misael. Anche Wilde. E stavolta il portiere di movimento se lo gioca a Mantova. Caiche con la maglia rossa, lo vedete. Vediamo se si butta proprio sul secondo palo. Leleco. Misael. Misael ancora. Cabeza. Leleco, Cabeza, scollinati 2 minuti. Wilde. Leleco. Caiche. Leleco ancora, Cabeza, vediamo se torna da Wilde. No, vuole calciare! Loconte a dire di no. Caiche. Palla alta. Cabeza a controllarla e a dare ancora una chance di schieramento della piramide a Mantova, che però viene un po' ricacciato indietro dalla prima linea di pressione alta da parte di Lolo Suazo. Leleco, vediamo se calcia lui. Leleco! Largo, attenzione, deviata la sfera e quindi resta in avanti Mantova con Loconte che non si capacita della scelta arbitrale. Wilde. Cabeza. Leleco. Cabeza ancora. Leleco. Va a calciare Misael. Deviazione che per poco non beffa Loconte, che era andato a coprire il palo più lontano.
Wilde, Leleco, Cabeza. 40 secondi al termine della prima frazione. Cabeza deve tornare indietro da Leleco. C'è ancora un'azione pulita per Mantova. Cabeza, Wilde, Leleco, gioco di suola, porta vuota, attenzione, c'è Lolo Suazo che ha tutto il tempo di metterla dentro. C'era un'azione pulita per la Savia Testa Mantova e come va a finire? Con un gol per la Sandro Abate Avellino. Lolo Suazo. Qui non felicissima la scelta di Leleco, che è andato in mezzo alle maglie azzurre, pallone che è rimasto poi in campo e Lolo Suazo l'ha trasformato in oro. Cabeza, Wilde, vediamo se calcerà. Sì, lo fa. Deve correre Caiche e poi a impedire che il pallone vada in porta ci pensa Leleco, vicinissimo al gol ancora la Sandra Abate. E poi grazie alla deviazione c'è addirittura l'ultimo calcio d'angolo per Mantova. Anzi no, una rimessa laterale. Avevamo visto bene all'inizio. Misael, Scodella, calcia Cabeza, male, colpo di testa, finisce qui il primo tempo e avanti la Sandra Abate grazie al gol sul tramonto della prima frazione di Lolo Suazo. Qualche minuto di pausa anche per noi, poi torniamo qui per il secondo tempo dal Palace Guides di Mantova.
Siamo ritornati in diretta dal Palaschweizer di Mantova. Sta vincendo la Sandro Abate 2-1 contro il Saviatesta grazie al gol firmato a 20 secondi dallo scadere del primo tempo da Lolo Suazo. Una situazione nella quale il Mantova stava spingendo con il portiere di movimento. Un tiro di Leleco ribattuto ha permesso a Lolo Suazo di andare a battere a porta vuota. Mantova che è tornato molto presto dagli spogliatoi. Avellino che invece si è presa con calma. Anche queste piccole tattiche dal punto di vista psicologico. Vediamo se l'atteggiamento di questo avvio di ripresa rispecchierà quello visto nell'intervallo, insomma, con un Mantova arrembante e volenteroso di riprendere le ostilità. Qui De Jedda subito può suonare l'allarme della reattività a Loconte, che deve assicurarsi che il pallone sorvoli la traversa. Dimash qui spara alla porta, rimessa laterale. Direi che Sandro Abate deve ancora fare a meno di Preà, infortunio muscolare occorso nel primo tempo. Palla sul secondo palo per Dimash, poi Mello ancora per il 77, subentra Alex. Dimash calcia De Jedda, bravo a dire di no. Alex adesso, serie di blocchi a liberare Mello, si decide ad andare da Loconte per non perdere il possesso. Alex, Abate ha un po' di spazio, tenta un dribbling Abate, Donadoni tocca soltanto. Abate ancora, Mello all'indietro per Dimash. Mentre Alex, Dimas ancora in conduzione. La conduzione palla di Dimas, attenzione, Dimas aggancia De Jedda, tiene in campo il pallone il 77 e poi l'ultimo tocco di Misael mette fuori la sfera. Dicevo, la conduzione palla di Dimas è davvero esteticamente eccezionale, proprio un'eleganza. Loconte, vediamo se qualcuno lo va a attaccare. Sì, poi alza il pallone Alex alle parti di Mello che lo mette giù con il petto. Bene, Alex ancora, si muove Abate. Dimash alza la sfera. Alex all'indietro da Mello, vediamo se va da Dimash. Sì, così è. Alex qui non può arrivare perché aveva fatto un altro tipo di movimento. Tifosi di casa che cercano di spingere il Saviatesta Mantova verso quello che sarebbe il terzo risultato utile consecutivo. Taurisano si gira, spara alla porta molto bene, poi Abate non può impedire che Donadoni metta in porta il gol del 2-2. Bravo Taurisano a smarcarsi, Donadoni a attaccare la porta, fa 2-2 per Mantova. Qui un po' disattenta la difesa di Avellino. Ecco qua infatti Sandro Abate che si fa cogliere di sorpresa. Tutto di nuovo in equilibrio, 2-2. Ancora la pressione di Abate che deve rifugiarsi in rimessa laterale. Basile che chiama a gran voce Galletto. Qui
non è preciso Mascherona. Torna in campo però Lolo Suazo. Mello alza la testa, trova Dimash, si muove Alex che non riceve, si torna dall'8. Dimash ha un quarto di campo da attaccare sul secondo palo. Alex, Dimash, Mello va proprio da Alex che ringrazia infatti il compagno perché la visione era stata davvero eccellente da parte del numero 8. Ex Petrarca, dove è stato per 4 anni. Cabeza alza la testa, non può trovare compagno. Dentro Galletto, fuori Dimash, ancora Prea, lo vedete lì dalle parti dell'arbitro. Di nuovo Sandro Abate che schiera un giocatore di movimento in più, partendo però dal basso per alzare la pressione della Saviatesta Mantova. Attenzione qui, la palla quasi recuperata, ma la tiene Lolo Suazo, poi però non può niente su Taurisano. Attenzione, Salas, Suazo. Ora direi che si gioca. Mello, è uscito il pallone secondo l'arbitro, non l'ha tenuto in campo Mello. Rimessa laterale sulla quale si presenta Moratelli, di fianco a lui Leleco che vuole andare subito lungo, aggancia bene Cabeza, lascia lì per Caiche. Però, come sottolineato dall'applauso di Cabeza, la trama offensiva del Mantova è stata davvero importante. Lancio, aggancio, servizio, tiro un po' meno. E di nuovo portiere di movimento, che bella scena questa di Lolo Suazo che si fa riconsegnare la palla da una giovane tifosa presente sulla tribuna del Palazzo Schweitzer. Bella uscita qui della Sandro Abate con Suazo, che era tutto solo sul secondo palo. Salas qui, Mascherona va a calciare largo, Lo Conte lascia lì e si dirige nuovamente fuori dal campo per lasciare spazio a Salas che riceve adesso. Torna da Alex e vediamo se si abbassa nuovamente tutto il baricentro della Sandro Abate. Sì, perché Alex, un po' come un direttore d'orchestra, controlla i suoi, vorrebbe l'uscita del pallone. La Saviatesta Mantova, così è. Fuori anche Salas. Caiche, Cabeza supera un avversario, Cabeza non può servire il compagno, palla fuori, Caiche, Moratelli per Leleco, Caiche! Che gol del 25 con il tacco, è 3-2 Mantova! La giocata di Caique de Oliveira, che infatti va a esultare. Gran palla di Leleco e ottimo tocco di Caique che ruba il tempo sia a Galletto che a Lo Conte, e con il sinistro fa 3-2 Saviatesta. E come prima abbiamo detto della parata di Lo Conte, direi che è il momento di segnarci per la top goal anche questo gol di Caique de Oliveira.
Mello. Alex. Adesso portiere di movimento di nuovo per la Sandro Abate, che si è vista rimontare. Attenzione a qui la deviazione, ma dovrebbe essere addirittura calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare Alex. Loconte deve correre in porta. Ceccato, recuperato Mello. Alex vorrebbe far schierare i compagni, poi Mascherona lo rassicura. L'ultimo a toccare sei stato tu. Leleco e Lolo Suazo proprio hanno fatto un dialogo, una rappresentazione, insomma, era proprio vivo il dibattito tra i due. Ceccato, alzata la sfera, Cabeza non riceve, di testa si va indietro per Loconte, c'è ancora Dimash pronto a entrare con la maglia colorata di viola. Lolo Suazo taglia il campo, Mello vorrebbe fare lo stesso ma capisce tutto Mascherona, c'è Cabeza, vediamo se calcia l'11. No, Cabeza rallenta il ritmo. Donadoni all'1 contro 1, Donadoni salta Mello, Donadoni! Apoteosi Mantova 4-2. La giocata di Donadoni che bel gol, stop and go e poi con la punta ad aprire. Nulla da fare per Loconte e poi l'esultanza con tutta la curva del Saghetesta Mantova. La doppietta di Donadoni. E lo dicevamo, Mantova era entrato dagli spogliatoi in anticipo, presto, col il sangue negli occhi, veramente una voglia di ricominciare a giocare incredibile. E si è visto. Risultato 3 gol in meno di 7 minuti. Adesso Salas. Galletto. Salas. Vediamo se viene messo adesso l'uomo tra le linee. Eccolo Galletto. A cercare di creare problemi a Mantova e al suo posizionamento difensivo. Suazo. Alex. E ancora Alex. C'è l'uomo tra le linee, lo vedete. Dimash va da Alex. Suazo sul secondo palo, non si può andare da Salas, calcia Dimash, allontanata e esulta tutta la panchina di Mantova come se fosse stato segnato un gol. Suazo, Alex. Ancora Alex da Lolo Suazo. Lolo Suazo, Alex. Vorrebbe allargare di nuovo il pallone Salas, non ci riesce. Rimessa laterale, credo che questa sarà la situazione che vedremo da qui a fine partita per la Sandro Abate, qualora rimanesse questo il punteggio ovviamente. Ma anche no, perché la Sandro Abate l'ha fatta in qualsiasi momento della partita. Anche in vantaggio 2-1 sull'1-1. Suazo alza, complicato il pallone per Galletto, vediamo se la Saghetesta riesce ad uscire. Lolo Suazo, secondo palo, deviazione che per poco non beffa De Iedda. In realtà la prospettiva ci ha un po' ingannato perché la palla è uscita più distante di quanto sia sembrata. Alex Suazo.
Dimash. Dimash ancora. Prova da fare. Calcio d'angolo. E lo possiamo dire con abbastanza certezza. Prea non sarà più del match, perché non l'abbiamo più visto in campo. E sposta tanto tatticamente. È l'unico giocatore della Sandro Abate che può fare quel tipo di lavoro. Spara alla porta, ma non è ancora finita. Dimash si iscrive al match. Dimash. Time out Mantova per registrare qualcosa, ma rivediamo il gol di Dimash e passa proprio tra Mascherona e De Jeddah. Terminato il timeout, vedete un giocatore con la maglia rossa, è Kaique, quindi situazione di power player anche per Mantova. Insomma, due squadre che non hanno per niente paura di giocare il portiere di movimento. Qui pressione però della Sandro Abate, la palla è buona, Galletto la recupera il Saviatesta Mantova che va da Cabeza. Lo Conte non può aumentare i giri e per un attimo tentenna nell'uscita dal campo. Alla fine il cambio si concretizza e torna Dimash sul parquet, lui che ha appena segnato il gol che ha dimezzato lo svantaggio. Attenzione, qui la palla va verso la porta, palo, incredibile palo di Misel. Non è vero, Alex, perdonate la risata, ma solo un folle o un fenomeno può permettersi di fare quel tunnel senza portiere praticamente sulla porta. Incredibile, Alex, ma rivediamo tutto. La palla va sul palo e poi hanno tagliato sul momento più bello, perché Alex ha fatto il carnevale. Qui rischia qualcosa Mantova, ma alla fine la sfera esce e il cambio è già stato concretizzato. Sì, è uscito Lo Conte dentro Dimash, ma attenzione alla pressione del Mantova. Infatti Wilde chiama i compagni al rapporto. Suazo, Alex, palla per Lolo Suazo, Salas, Dimash. Attenzione a Mello, la porta è sguarnita, o meglio c'è Dimash, si va fuori però. E qui tocca soltanto Ceccato. Sandro Abate che resta in pressione offensiva, Pino Milella anche lui in tensione sicuramente. Mello fuori per Suazo, Salas, Alex,
Dimash. Alex ancora. Ritmo un po' più basso adesso per la circolazione palla della Sandro Abate. Dimash. Fuori per Alex. Victor Mello. Mello va giù per Lollo Suazo. Vorrebbe andare dentro. Non trova spazio però. Dimash. Salas. Si cambia lato e poi Lollo Suazo si lamenta perché la palla non gli è arrivata precisissima, ma insomma quella di Alex mi è sembrata una signora sfera, un signor suggerimento. Qui si continua a protestare. Basile, che era già stato ammonito, forse deve lasciare la panchina? No, mi sembra di no. Infatti non abbiamo visto un secondo giallo estratto nei confronti dell'allenatore. Qui Alex semina un po' il panico, ma poi il tocco per Salas non è preciso. 9 minuti da giocare, serie di cambi e dentro anche Caiche con la maglia del portiere di movimento per Savia Testa. Mantova. Leleco. Wilde Leleco. Palla di Leleco. E poi ci si lamenta dalle parti della panchina di Mantova per la paternità di questa rimessa in gioco, che alla fine è della Sandro Abate. Suazo, fase di gioco un po' più scarica dal punto di vista del ritmo. Squadre che nell'attaccare cercano però di non lasciare spazio agli avversari. Suazo, fallo di Wilde sull'Olo Suazo, infatti va a scusarsi il numero 13. Un pestone ricevuto dall'ex Benevento. Alex. Dimash. Palla sul secondo palo, ottima! E Alex si divora il gol del 4 pari. L'occasione è capitata sul giocatore più forte della Sandro Abate. Cabeza di testa, tocca soltanto Loconte, può far ripartire i suoi. Qualche secondo di troppo, poi deve andare lungo, attenzione a Deyedda. Niente, dice l'arbitro. Scontro di gioco, poi Deyedda va da Salas, lo invita a rialzarsi. Chissà che un replay non possa aiutarci a capire chi abbia toccato chi. 8 minuti intanto precisi per terminare il secondo tempo e quindi il match che Mantova sta vincendo 4-3 grazie ad un avvio super di secondo tempo. Salas,
Alex. Lolo Suazo. Dimash. Si muove ancora Lolo Suazo che riceve soltanto adesso. Vorrebbe andare in fondo da Mello, non ci riesce. Alex. Salas. Ed è questo ormai da diversi minuti il quintetto della Sandro Abate. Il Lolo Suazo tocca soltanto la palla che esce, sì, ma praticamente dalla parte opposta davanti alla panchina della Sandro Abate, quindi c'è l'opportunità per Mantova forse di alzare un po' la pressione. Infatti Wilde il passo in avanti lo fa. Dimash deve liberarsi di Ceccato, Salas, Lolo Suazo, la sfera viene alzata per Dimash, ci sarebbe Mello che può arrivarci, Mello calcia, tocco di mano, infatti abbastanza evidente mi è sembrato, e quindi ammonizione per Mascherona e anche calcio di punizione per la Sandro Abate. Dovrebbe essere anche, sì, il terzo fallo di... non lo so, sembra abbastanza evidente il tocco, quantomeno braccio largo. Time out chiesto da mister Piero Basile per organizzare il meglio possibile questa palla inattiva. Calcio di punizione a favore della Sandro Abate. C'è Lolo Suazo sulla sfera, va a calciare. Viene deviato il tiro dell'ex Benevento. Ancora Sandro Abate che però può manovrare con il pallone. Lolo Suazo da Mello dentro, messa dal fondo per Deida. Deida lungo da Cabeza che ha commesso fallo. Quindi pardon, è questo il terzo fallo del Sevilla Testa Mantova, non ne ha commesso alcuno la Sandro Abate in questo secondo tempo. Suazo, Dimash, si trascina fuori la sfera. E quindi torna in possesso della squadra in questo momento in vantaggio, con Caiche che torna sul parquet. Lo Suazo, poi interviene Wilde. Suazo, vediamo se esce Lo Conte per fare entrare Dimash. Mi sembra al momento di no.
campo anche Mattia Pastorello, che però insieme ad Abate il terreno di gioco lo lascia subito. Suazo. Salas da Dimash. Meglio, inizia a essere anche un po' stagnante l'attacco della Sandro Abate col portiere di movimento. 6 e 10 Dimash. Ancora Salas. Mello. Cambiano ora un po' le posizioni dell'attacco dei giocatori in maglia blu. Mello per Salas. Alex non viene mai saltato quel passaggio. Dimash, vediamo se calcia, lo fa! Suazo sul secondo palo. Va a mancare l'appuntamento col gol del 4 pari. E dopo aver gettato via il pallone per Mantova, si ripresenta l'attacco a Sandro Abate. Con Salas. Arriva un fischio dalle parti della panchina della Sandro Abate. È stato espulso uno dei dirigenti della panchina. Non particolari pericoli per Deida in questa ultima fase di gioco. Dimash. Deviazione di Misael. Ricordiamo Deida che sostituisce Casassa, infortunatosi contro la CDM nella seconda giornata di campionato. Secondo palo, Lollo Suazo va a graziare la porta di Mantova. È già almeno la terza volta che Lollo Suazo ha quello spazio per fare male e non concretizza gli sforzi prodotti dai compagni. Bello. Qui buona uscita. Poi Galletto non dovrebbe essere lui l'ultimo a toccare. Infatti Pino Milella restituisce la sfera agli avversari, lasciandola lì. Alex per Salas. Suazo. Alex. Collassa la difesa mantovana, si cambia gioco per Dimash, ora da Lollo Suazo, si muove anche Mello, proprio dalle parti di Deida. Lollo Suazo, il blocco di Alex che poi esce per ricevere il nuovo pallone, 4 minuti esatti. Dimash. Alex si muove, Dimash, arriva il pallone, Deida! 2 volte Deida e poi va su il pallone. Vediamo se calcia, sì, ci prova il numero 3. Ma la strada davanti a lui è sbarrata completamente. Tornano in campo Caiche, Leleco, Moratelli e addirittura Cabeza. Sì, infatti così è. Recupero palla, Abate, Mello. Tunnel, forse fallo di Cabeza, così non è per l'arbitro. Ancora Cabeza, Cabeza va a calciare, Cabeza. Largo. 3:48, occasione Mantova.
Copione del match che in questo momento sembra abbastanza scritto, ma Mantova adesso alza la prima linea di pressione e riconquista il pallone. Cambio di gioco interessante per Lolo Suazo. Non può arrivare a destinazione però. Qui ha calciato Kaike, che va a riprendere il pallone lasciandolo a Moratelli. Palla che è uscita e quindi Sandro Abate nuovamente in possesso. Manca sempre meno, adesso anche il cronometro è un alleato di Savia Testa Mantova. Salas, Dimash, Suolata e poi Salas, ancora Dimash, ci sarebbe largo Mello, eccolo, Alex, Mello, allargato il gioco, saltato il passaggio, Lolo Suazo, Wilde, e fa un intervento difensivo Wilde che vale un gol, perché questa volta il sinistro di Lolo Suazo sembrava davvero ben indirizzato verso la porta. Scollinati gli ultimi 3 minuti di gioco, 2:51. C'è da asciugare il parquet del Palace Schweizer. C'è Dimash sul pallone. Si torna da Salas. Mello. Non troppa fretta per Avellino. Adesso ha cambiato gioco. Alex. Salas. E cerca Dimash. Non lo trova. Calcio d'angolo, si muove Lolo Suazo. Palla ancora scodellata da Salas che torna in punta. Mello. Alex dall'altra parte. Salta ancora Mello, Suazo, Mello, c'è Salas, vediamo se si va da Dimash. Mello, no, Lolo Suazo. Eccolo. Profondo per Mello e poi Mascherona. Capisce le intenzioni dell'ex Petrarca. Suazo. Alex, Dimash, Lolo Suazo calcia, vorrebbe un tocco di mano, protesta tutta la Sandro Abate. Dimash, alzata la sfera, Deida, e poi lascia lì, rischia qualcosa Deida, e palla che viene riconquistata da Alex. 1 minuto e 48 sul cronometro. Mello, attenzione alla pressione, poi Mello riconquista la rimessa laterale, pressione asfissiante della Sandro Abate, ma quindi Lolo Suazo continua nella sua protesta, voleva il calcio di rigore. Così non è stato. Salas, Mello, c'è Dimash, Suazo, alza da Salas, 90 secondi adesso, Lolo Suazo! E niente, continua la personale battaglia di Lolo Suazo con quella mattonella. Sono state 4 le occasioni per il 4 pari di Lolo Suazo. Da quella parte non è riuscito mai a inquadrare la porta praticamente. Deida, lungo, cabeza di testa, Lo Conte fa sua la palla. Levano i 4 secondi, Mantovani, non è stata ravvisata l'infrazione, Lele con la pisata per Moratelli, Moratelli, Lo Conte esce, lascia spazio a Dimash, 1 minuto, adesso eccolo Dimash. Ora o mai più per la Sandro Abate. Dimash, arriva Moratelli che poi aveva inquadrato la porta.
vengono fatti i cambi per Sandro Abate, quintetto difensivo adesso, fuori Salas. Fischio dell'arbitro, credo che vada battuta meglio, anzi no, vada battuta con un fischio per rimessa laterale. Mascherona alza Cabeza, Dimash è rimasto in porta. Suazo, Mello rischia non poco su Lolo Suazo. Alex, c'è Dimash, palla che sfila, Deida la fa sua. 30 secondi, Mantova che vede il traguardo, porta che è vuota, Cabeza va giù. Non si rimanda di certo a dire con Lolo Suazo. 25 secondi al termine, è l'ultima occasione per la Sandro Abate di acciuffare il pareggio, altrimenti si manifesterebbe lo stesso risultato che non più tardi di 3 giorni fa ha costretto alla sconfitta contro la Feldi Eboli. Per Mantova sarebbe invece la terza vittoria consecutiva. Suazo, alzato il pallone, non arriva a 16 secondi. Bello colloquio con il direttore di gara. Dimash va a calciare, Dimash alto, e questa forse era l'ultima occasione per la Sandro Abate, anzi no, ancora 9 secondi per poter orchestrare un'azione offensiva. Si parte dai piedi di Mello che allarga, sarebbe Mello, pallone che arriva per la conclusione, traversa clamorosa della Sandro Abate a 3 secondi dalla fine. E adesso possiamo dirlo davvero, è game, set e match. Vince il Savia Testa Mantova 4-3 contro la Sandro Abate Avellino, costringe i biancoverdi alla seconda sconfitta consecutiva, ma per Mantova questa è invece la terza gioia in fila. Dopo CDM e Roma anche il successo 4-3 in casa al Pala Schweitzer contro la Sandro Abate. Per gli uomini di Pino Milella non si placano le polemiche, ma insomma 9 punti in 4 partite per la neopromossa Mantova di certo sono un bottino molto importante da tenere stretto, perché i punti fatti all'inizio, specialmente per le neopromosse, valgono qualcosina in più. Sandro Abate, che ricordiamo l'ha dovuto fare a meno di pre-A per una partita e mezzo, e insomma è un'assenza da non regalare agli avversari. Io vi ringrazio per aver seguito con noi la Serie A targata quinto. Da Lorenzo Poliselli, dal Pala Schweitzer è tutto. Vi auguriamo una buona serata.